il rapporto dell'uomo con gli altri animali, che rispecchia poi il rapporto dell'uomo con la natura, è un rapporto da rifondare per motivi storici e antropologici. Questo rapporto è sotteso da una morale e la morale cristiana e la morale laica non si sono mai fatti carico di affrontare il rapporto dell'uomo con la natura. Sono sempre state entrambe le morali autoreferenziali e intraspecifiche. Da una parte la morale, diciamo la cultura giudaico-cristiana, dipinge l'uomo come un angelo decaduto, non come una scimmia evoluta, come l'uomo è definito, fatto a immagine e somiglianza di Dio, quindi se l'uomo è un piccolo Dio, all'uomo tutto è concesso. All'inizio della Genesi, l'inizio della Bibbia per l'appunto, è scritto in maniera inconfutabile a chiare lettere che Dio ha creato i pesci, gli uccelli e gli animali affinché l'uomo li dominasse e se ne servisse. Quindi con queste premesse è chiaro che si poteva andare poco lontano. Sull'altro fronte, sul fronte laico, Kant il positivista, Kant il razionalista, in una delle sue frasi più così paradigmatiche, stentoriamente disse: l'uomo sia sempre il fine e mai il mezzo. È chiaro che se l'uomo è sempre il fine e mai il mezzo, tutto il resto diventa il mezzo, con le derive scientiste che ci sono state e che tuttora persistono, e con anche le derive del culto dell'uomo, dell'antropolatria che l'umanesimo ha prodotto. Quindi c'è comunque questo dominio dell'uomo sulla natura, che però ha delle motivazioni storiche, appunto, antropologiche, perché l'uomo da sempre si è dovuto difendere dalla natura, ha sempre visto la natura come qualcosa che lo minacciava e ha dovuto effettivamente confrontarsi con le forze selettive della natura. Il problema è che adesso non è più così, adesso noi dobbiamo difendere la natura e proprio per questo imprinting culturale che abbiamo, le famose radici cristiane e illuministe dell'Europa e dell'Occidente, noi ci troviamo sprovvisti degli strumenti culturali, morali e giuridici per difendere la natura e gli animali. Cioè, non è così scontato, noi diamo per scontato che uccidere un uomo sia una cosa moralmente, giuridicamente più grave che non incendiare un bosco o inquinare una falda acquifera o uccidere un altro animale. Questa cosa è scontata, ma è scontata perché siamo vittime e limitati a questi imprinting culturali che abbiamo in qualche modo subito. In realtà noi dovremmo, il problema è che adesso la natura la dobbiamo difendere assolutamente, perché ne va della nostra stessa sopravvivenza, quindi dobbiamo riuscire a liberarci da questa informazione che abbiamo ricevuto culturale, quindi dobbiamo riuscire a fare uno sforzo immane, che è quello di autosovvertirci, di riuscire a rivedere e rifondare totalmente il nostro rapporto con la natura, proprio per dotarci di questi strumenti. Questa cosa è necessaria, perché se noi continuiamo a pensare che avere questa visione per cui la natura è una piramide al vertice della quale c'è assiso l'uomo sul suo trono e sotto tutto il resto, questa cosa, che è quella che continuiamo a pensare, sta producendo quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè sostanzialmente la distruzione del pianeta. In realtà la natura è una cosa ben diversa, è una catena. In una catena ogni anello ha pari dignità di quello che precede e di quello che segue, perché se si rompe, se manca un solo anello, la catena non funziona. In natura non ci sono gerarchie, ci sono specializzazioni relative a contesti, ci sono ruoli, e l'uomo è un anello di questa catena. Gli altri animali sono
altri anelli, e c'è l'ecosistema. La natura è un sistema, no? La definizione fisica di sistema è l'insieme delle parti interconnesse. Quindi se sono parti interconnesse, necessariamente questa gerarchia che sta solo nella nostra testa, questa piramide non esiste, è una costruzione culturale. Quindi se le cose stanno così, noi dobbiamo tutelare gli altri animali anche per tutelare noi stessi. Quindi non è, si tutela la natura, chi protegge, chi lotta contro la caccia, chi lotta contro il saccheggio sistematico delle risorse del pianeta, e chi lotta anche per la salvezza di una sola specie, sta tutelando un anello della catena di cui egli stesso fa parte, e quindi in ultima analisi sta anche lottando per la propria stessa salvezza. Quest'idea, questa funzione ecologica dell'animalismo è però un'idea performativa degli animali, cioè è un'idea che valorizza una funzione degli animali, attribuisce agli animali un valore non per ciò che essi sono, ma per ciò che essi servono, per ciò per cui essi servono, no? Una visione performativa, non ci sono solamente le visioni performative legate all'animale come nutrimento, come bistecca, come salsiccia, o animale come animale da compagnia, animale da pet therapy, cioè c'è sempre un animale da qualcosa, c'è sempre un animale che serve per qualche cosa. Queste sono tutte per l'appunto visioni performative degli animali, anche quella ecologica è una di queste. È chiaro che l'animale ha un valore intrinseco, cioè un valore che è fine a se stesso. Noi ci occupiamo di salvare migliaia di rospi durante la migrazione primaverile, e questa è una cosa che ha sicuramente un indubbio valore ecologico, perché è chiaro che tra tutti i vertebrati la classe degli anfibi è quella che è maggiormente a rischio, perché occupa una nicchia ecologica molto ristretta, non riesce ad adattarsi agli ambienti e quindi tendono ad avere grossissime difficoltà e sono un anello di quella catena ecologica, quindi è fondamentale salvarli. Però questa cosa la facciamo anche perché ogni rospo ha un valore enorme, che è quello della sua stessa vita. Questa è una visione così antispecista. Diciamo che la maggior parte della gente trova assolutamente ragionevole non discriminare gli individui in base al sesso, cioè non essere sessista. E parimenti la maggior parte della gente considera deplorevole discriminare la gente in base alla razza di appartenenza, quindi non è razzista. E perché la gente è così? È così perché tutto questo è fondato sulla evidente uguaglianza degli individui. Ma questa uguaglianza a sua volta su che cosa è fondata? Solitamente la gente così dà una risposta di tipo antropocentrico-cognitiva, cioè dice che gli individui sono molto intelligenti, sono più intelligenti ad esempio degli altri animali, quindi questo ne costituisce un valore, il valore che fonda il diritto naturale degli individui. Questa risposta è assolutamente ed evidentemente sbagliata, perché in realtà gli individui non sono tutti ugualmente intelligenti, ed Albert Einstein non discriminava le altre persone perché molto meno intelligenti di lui, e un bambino di 3 anni non ha la capacità intellettiva di un adulto, e non per questo è discriminato, anzi per questo è tutelato maggiormente, perché chi non comprende le ragioni della sofferenza soffre 2 volte, soffre per il dolore e soffre perché non comprende le cause del dolore, quindi non contestualizza il dolore, cioè un carcerato sa perché è in carcere e questo lo aiuta a sopportare il carcere. Un cane in catena non sa perché è in catena, non ha una prospettiva di questo dolore e quindi è più disperato. Quindi dicevamo appunto su che cosa si fonda questa uguaglianza che fonda il diritto naturale? Beh no, non sull'intelligenza. Tra l'altro non si potrebbe fondare su questo anche perché si sa che un corvo, così come uno scimpanzé,
ha la stessa intelligenza di un bambino di 2 anni e mezzo, quindi se fosse veramente così, allora questi diritti dovrebbero essere normalmente attribuiti anche agli altri animali, invece non è così. Non è così proprio per il motivo che vedevamo all'inizio, cioè perché molti di noi sono portatori di specismo, cioè una irrazionale discriminazione tra le specie tesa a favorire la propria specie di appartenenza, così come il razzista favorisce la propria razza di appartenenza e il sessista il proprio sesso. E questo proprio per quell'imprinting culturale che deriva dalla cultura giudaico-cristiana o da quella illuminista da cui noi attingiamo la nostra cultura contemporanea. Quindi l'antispecismo è quel movimento culturale che restituisce gli animali a se stessi, fondando un'etica interspecista e includendo gli animali nella comunità morale. E secondo me è, diciamo, la naturale maturazione della rivoluzione copernicana, cioè nel momento in cui l'uomo si è accorto, ha scoperto anzi, di non essere il centro dell'universo, a quel punto il portato naturale di tutto questo, ciò in cui questo dovrebbe culminare ora, è proprio una comprensione del fatto che l'uomo è un anello della catena e deve vivere in armonia insieme agli altri animali, trovando un posto assieme a loro.